Oggi, dopo tanto tempo, torniamo a parlare di marketing e lo facciamo con un tema che è proprio della psicologia, ma che ha applicazione in diversi ambiti. Parlo della dissonanza cognitiva. Di base, la dissonanza cognitiva si realizza nel momento in cui ho due o più idee che sono in contrapposizione tra di loro, oppure quando io ho un certo ideale ma mi comporto in maniera completamente opposta. È una forma di incoerenza che genera particolare disagio nell'individuo proprio per la mancanza di un fil rouge, di un pensiero unitario. Questo fenomeno genera solitamente una risposta nell'individuo, che è quella di eliminare la dissonanza, e cioè eliminare una delle due idee per tornare in una situazione di equilibrio. Concludo qui la mia introduzione e domando scusa se ho sbagliato dei termini, ma non sono uno psicologo, non studio psicologia e ho fatto questa cosa applicata al marketing. Volevo solo dare un certo contesto al fenomeno e alla reazione che si ha a questo fenomeno. Arriviamo a questo punto a ciò che ci interessa realmente, il marketing applicato a questo fenomeno e in particolar modo al momento dell'acquisto di un prodotto. Infatti, se un individuo ha acquistato un prodotto che era di un certo valore sia sul piano economico che sul piano funzionale, significa che probabilmente avrà speso molte energie per informarsi prima dell'acquisto. Tutto questo tempo utilizzato per la ricerca delle informazioni ha sicuramente fruttato la possibilità di crearsi un'idea precisa del prodotto prima di acquistarlo. Ad ogni modo, se non avete visto il video sulle fasi di acquisto di un prodotto, vi invito a vederlo qui in alto a destra perché è importante per questo video. Al termine di questo processo decisionale avrà fisicamente in mano il proprio prodotto e a questo punto si potrebbe verificare la dissonanza cognitiva perché le sue aspettative potrebbero essere tradite. Potrebbe non essere convinto di aver fatto la scelta giusta e che il prodotto non sia in linea con l'idea che si era fatto di questo. Ora arriva tra capo e collo la dissonanza cognitiva. Personalmente mi succede molto spesso con l'acquisto di prodotti tecnologici, mi vado ad informare tantissimo prima dell'acquisto e poi dopo quando ce l'ho in mano non sempre rispettano le mie aspettative ed è fastidiosissimo, è come una mosca che ti ronza nell'orecchio. A questo punto il comportamento classico è quello di cercare di eliminare il pensiero contrastante. In che modo? Andando a cercare nella realtà delle conferme al tuo pensiero iniziale. Per essere convinto di aver scelto bene, inizi a guardarti intorno e a cercare quello che hanno fatto gli altri, se gli altri sono soddisfatti di quel prodotto e soprattutto inizi a guardare molte volte gli spot di quello specifico prodotto per autoconvincerti che effettivamente hai fatto la scelta giusta. La chiave è proprio questa, l'autoconvincimento, e badate bene che per le imprese è molto importante questo fenomeno. Infatti la chiave per il successo di un prodotto moderno è la fidelizzazione. La fedeltà dei propri clienti è fondamentale ed è difficile da raggiungere nel momento in cui c'è il fenomeno della dissonanza cognitiva, quindi l'impresa si attiva per fare di tutto per eliminare quel pensiero discordante. Ed è a questo punto che entra in gioco la pubblicità. Voi sicuramente penserete che la pubblicità serva per indurre l'acquisto di un prodotto, ma non è il suo unico fine. O almeno non lo è più. C'è stato un periodo nel quale la pubblicità era mirata per massimizzare le vendite, ma non siamo più in quel periodo. Ora si punta molto più in alto, si punta alla fedeltà, ed è per questo che le pubblicità servono per rassicurarti sulla tua decisione. Quando sentite dire che X è stato eletto prodotto dell'anno, è proprio quello l'obiettivo. L'obiettivo è di mettere all'interno della testa del consumatore il pensiero di aver fatto la scelta vincente. Questi si chiamano spot di rafforzamento. In un mercato così altamente competitivo non basta stimolare l'acquisto, c'è anche tutta una fase post-acquisto, fondamentale, nella quale devi avere la capacità di risolvere i problemi al cliente. Devi soddisfare anche i clienti delusi e questo solitamente si declina in due fondamentali azioni, cioè sostituire prodotti difettosi e aiutare e prestare assistenza al consumatore. Prima di passare al dizionario economico, io mi rendo conto che questo video sia incentrato su un argomento diverso da quelli che porto solitamente sul canale, però fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa il marketing, così porto più video a riguardo. La pubblicità è l'insieme di tutti i mezzi e i modi utilizzati allo scopo di segnalare l'esistenza e far conoscere le caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni di vario genere, predisponendo i messaggi ritenuti più idonei per il tipo di mercato verso il quale sono indirizzati.